Beh, io credo che una delle cose importanti è stata l'approvazione del bilancio, il primo bilancio con tagli notevoli avuti a livello nazionale, ma con meno a tre cifre, effettivamente parliamo di milioni di euro e non di mille euro. Sicché il fatto ci è costato molto perché pensiamo che abbiamo impiegato 16 sedute del Consiglio, con l'ultima poi una seduta a fiume di 36 ore, sicché è stato un provvedimento discusso, però alla fine anche le minoranze attraverso l'opposizione che hanno fatto e quant'altro hanno dato il loro contributo ed ne è uscito un buon bilancio. E un altro provvedimento che io considero importante è la proroga del piano casa, perché sappiamo tutti qual è la situazione dell'edilizia, perdura già da qualche anno. Nel Veneto abbiamo visto che il piano casa ha dato il proprio contributo con 22.000 pratiche, diciamo così, 22.000 ampliamenti. Pensiamo che questa proroga possa dare un ulteriore contributo all'economia del settore, perché l'edilizia è un volano che fa girare tantissime altre attività. Da un conteggio fatto, mi sembra, da Lance, e quando si parla di ristrutturazione e ampliamento, quando si parla di un fabbricato, ci sono 27 attività che concorrono a realizzarlo. Sì, che io credo, anzi spero, mi auguro che questo possa ulteriormente a far, se non altro, attutire le difficoltà dell'edilizia in questo momento. Partiamo subito a settembre alla ripresa dei lavori con lo statuto e il regolamento, che io dico finalmente, perché dopo tanto lavoro, che non è da considerare solo il lavoro di questa legislatura, dobbiamo pensare che già nell'ottava e nella settima due tentativi sono andati a vuoto, sicché il fatto di portarlo in aula, e i presupposti mi sembrano anche buoni, questo è già molto significativo. C'è il piano regionale sociosanitario, sempre che deve passare in Consiglio, e poi ci sono tutte le altre scadenze ordinarie, compreso il bilancio, che di questi tempi non è cosa da poco, viste le ristrettezze economiche che ci sono.